Siamo con Michele da Grossato, da sindaco di Rosolina. Donne nella pesca, riconoscimento, tutela e valorizzazione del ruolo delle donne nelle comunità di pesca costiera. Un lavoro che è durato naturalmente anche per la realizzazione di questo evento parecchi mesi. È un momento importante quello di oggi perché si parla di questo ruolo indispensabile della donna nella nostra vita e soprattutto nel mondo della pesca. Sì, un lavoro importante portato avanti dai nostri comuni, dove fortunatamente l'acqua la fa la padrona anche dal punto di vista economico. L'acqua ci dà tanta soddisfazione e sicuramente tanta soddisfazione ci dà proprio il gentilsesso, anche perché sappiamo benissimo che sia a livello impiegatizio, sia a livello proprio manuale artigianale, sia proprio a livello proprio di pescatrici, la presenza femminile nella nostra flotta, si può dire, perché parliamo di flotta sia per Chioggia che per Rosolina, per Porto Tolle, è una presenza molto importante e credo sia doveroso da parte di noi amministratori valorizzare questa presenza femminile, perché è una presenza che spesso e volentieri è un po' ghost, un po' fantasma, e invece è una presenza importantissima che ha anche bisogno di tutele, di valorizzazione, perché spesso e volentieri la donna che va fisicamente a raccogliere la vongola la mattina presto poi si ritrova a fare la casalinga, si ritrova a fare la mamma e di conseguenza uno sforzo tantissimo grande che quelle nostre donne fanno, perciò è giusto, credo, dare il giusto valore e capire, essere coscienti di quanto sia importante questa presenza. Tu parlavi di territori, parlavi di acqua che sia per quello che riguarda il mare che per quanto concerne i fiumi, unisce questi due territori splendidi. Sì, noi abbiamo praticamente solo tra Chioggia e Rosolina c'è un rapporto indissolubile, anche perché abbiamo il fiume Adige che è l'unica barriera fisica, ma ci stiamo lavorando anche perché con la realizzazione anche di un nuovo ponte e poi sempre di più un connubio tra una città come Chioggia, una città storica, una città d'arte, una città come Rosolina, città di natura, di pineta del Delta del Po, insieme al collega Mauro stiamo facendo veramente delle progettualità molto belle per proporci mare e natura insieme. Quelle splendide spiagge che poi ci invidiano un po' in tutta Europa. Sicuramente la riviera veneta, la parte sud del Veneto che è la nostra, la fa da padrona. Per i numeri turistici che poi abbiamo visto sono stati veramente entusiasmanti e perciò dobbiamo consolidare questo dato. Dove c'è turismo, c'è enogastronomia, di conseguenza c'è pesca, c'è tutto un indotto che va assolutamente seguito e accompagnato perché non abbia problematiche.